Per fermare la strage servono nuovamente messaggi shock, le campagne spiazzanti che venivano promosse 20 anni fa quando le morti sulle strade, quelle trevigiane in particolare, erano quasi il doppio di oggi, perché i numeri dei decessi in strada del weekend di questo 2019 nero in Veneto ricordano statistiche che si pensavano superate. Nella nostra regione 10 vittime tra sabato sera e lunedì mattina, la metà ragazzi di appena 20 anni, 16.000, un numero impressionante, i morti in strada dal 1991 a oggi. È il governatore Luca Zaia a rilanciare l'idea di iniziative che arrivino a toccare le corde giuste. Da presidente della provincia di Treviso, allora record per incidentalità e mortalità sulle strade, ricorda, promossi campagne shock nei luoghi di aggregazione dei giovani e non solo, scrive oggi in un post su Facebook. Chi passava allora lungo Viale Battisti, sede dell'ente provinciale, poteva vedere un'auto accartocciata esposta. Immagine impressionante ma che fece riflettere e coniugata ad altre iniziative forti contribuì a ridurre le vittime. In questo weekend invece mi è sembrato di tornare indietro di 20 anni a contare quante giovani vite sono state spezzate da incidenti stradali. Matteo, Giulia, Chiara, Greta, Marco, 20 anni il più giovane, 25 la più grande, una strage inaccettabile. Ma non avevano molti anni in più neppure il 32enne, padre di una bambina di 5 mesi morto a Ponzano, o il 44enne di Cavarzere finito nell'Adige con l'auto. Famiglie distrutte, genitori che non vogliono e non possono farsene una ragione, come Romina Laugeni, mamma di Riccardo, morto nella strage di Jesolo di luglio. Dobbiamo fare qualcosa, dice, lanciando l'idea di una manifestazione per sensibilizzare i giovani e le famiglie in un momento, continua, in cui tutti stiamo prendendo coscienza che questi incidenti ci stanno strappando i figli.